Ti raccomandi dunque, prindidut, che si fasin supplichis, preieris, intercessions e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i res e per tutti che sono in autorità, per che podin vivi una vita quieta e serena, con tutta la religione e il rispetto. Di fatto, questa è una roba biele e piace a Dio nostro Salvador, che vuol che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità. Di fatto, Dio è un solo e anche il mediatore fra Dio e gli uomini è un solo, l'uomo Cristo Gesù, che si è dato via per riscattare tutti. Queste testimonianze Lui le ha date ai tempi stabiliti e io sono stato mettuto su aralti apostoli. O sto dicendo la verità e non conti baugis, mestri dai paiani de fede e de verità. Perché o voi che gli uomini saprei perduto, alciando verso il cielo mans mondis, senza rabbia e spirito di contraddizione. De stesse maniere, o voi che fate anche le femmine, vi studi con una montura decente, e andi fornisci con riguardo e misure, non di strecci e ornamenti di auro o di perli e viestis di lusso, ma di buinis operis, come che si conviene a femminis che adigin di essi plenis di religione. La femmine è ad imparata gente, stan sottoponuta in tutto. Noi permetta alla femmine di insegnare e neanche di comandare l'uomo, ma voi che state decidine. Di fatto, per prima è stata formata Adamo, e dopo Eve. In più, non è stata Adamo a lasciarsi imbrogliare, ma è stata la femmina che si è lasciata imbrogliare, egli è colata dal peccato. Con tutto quel si salverà per tutti i figli, a patto però di tenere durte fede, dall'amore e da santità con sentimento. C'è che us dice, al merte credut, se un smicchia diventa vescovo, smicchia è un lavoro grande. Di fatto, il vescovo squengliesce un lavoro apposto, sposato con una sola femmina, misurato, prudente, dignitoso, ospitale, buon di insegnare, non chiappato al vin, non prepotente, ma buon di cuore, non baruffante, non attaccato ai bezi. Allà di saper governare bene la sua famiglia e tenere i figli sottoponuti con tutto il rispetto. Perché se uno è buono di governare la sua famiglia, ci podarai al provio di alla Chiesa di Dio? Non l'ha di esci però una pena battiata, perché non si monti il chiaffo e al colite stesse condanne che gli è tocchiate al diavolo. In più, alla di una buona testimonianza di che di fur, perché non perdi la reputazione e al plombi tal laccio dal diavolo. De stesse maniere, anche i diaconi hanno di dignità. Non hanno di ve dos peraulis, non hanno di chiappassi masse tal bevi e non hanno di ve gole dai bezi guadagnas malamentri. In più, hanno di tenere conto il mistero de fede in una coscienza nette. Anche loro hanno di essi provati prima e dopo, se sono un lavoro a questo, a poi anche esercitare i loro ministeri. De stesse maniere, anche le femmine hanno di ve dignità. Non hanno di essi peteccionis, ma misuradis e fedelis in tutto. I diacons hanno di una femmina sole e hanno di saper indrecciare bene i loro figli e le loro chiasis. Di fatto, che avranno fatto un buon servizio, si acquisteranno un grado di onore e una grande sicurezza e fede in Cristo Gesù. Sebbene che speri di venire di te il più in cur possibile, ti scrivo questi robi perché, se vedi di tardami, tu seppi che tu hai di comportarti te chiesa di Dio, che è la Chiesa dal Dio vivo, colonna e fonda di verità. Di fatto, senza ombra di dubito, il mistero della religione è grande. Quel che si è palesato in te chiaro, è stato giustificato al Spirito, ora comparita agli agnui, è stato predicato ai paiani, è stato creduto in tal mondo, è stato portato su in gloria.